bisogna stare attenti a ciò che si dice, a ciò che si fa. Le robe gliela danno sempre no. Ciao mamma! Siete arrivati? Non sei stata a fare corse in bici, come si chiama con gli stili? E prima di la via? Ti l'hai salutato, Mari? Ma non che non l'hai salutata, la fine per arrivare. Comunque, alle mie tu ne pantomime e gnove. I miei figli amici, tu là che va, con cui che va e protestare. Tu sai, papà le si fa così, lui mi vede tutto il controllo. Non sto di no. Ma che drome che si mette lì a contare troppi volte scovò in bagno. Troppi volte sbatto in bagno. La sentiamo di fatto da sé. Ma a proposito, ce lo senti con la tesi? Finire, strafinire, e già espone manco 4 volte, sì. Ma allora, parcella di conto pari, parcella i conti tu? Ma sì, si vede che i conti non va mai bene lui è stradio pagelle, io sempre dopo. Ma non sta di così che non è vero, dai. Sì, che è vero. Ma mi va bene così, Noi va che avete sapere nuove di delle. Ah, che non regni a sapere né di te né di te. Forse, io si lascia, ma si menano queste storie. Con chi sti storie? Forse tu vai di conto prima le verità. Capì? Ma prima lei era a fare Erasmus in Germania, vedi? E dopo tu sai, no? Che papà le sta ricoverato e proprio l'hanno dimettuto, ti hanno detto, state attenti al pur, ecco, state attenti al pur, faccia che tutto il resto. Sì. Faccio che sei bene contare, quindi con coccolò. Ma è che pure io in davanti, pure i eroi, si sa, si compri. Sì, sottigli in conto che posso contare anche tu. Beh, che è un'altra questione. Però vedi si la pari, però. Sì. Ma aspettato qualche tu? Io no, però voi abbiate. E io approfitto di parlare su questa prima che il gruppo diventa di massa alta. Va bene, ciao mamma. Mi sta spinta di fastiare, Dio, ma sei come mia mamma? Sto bene, ho sentito confusione, ti ho sentito arrivare e sono venuta su a portarti quello. Oh, grazie, c'è stelle. Però a noi ti stai piace, ecco. Sì. Non cercare di negare la verità, non sai cosa provo per te, vero? Sì, anche per me, compagni. E questa creatura? Mestri, non reclamarsi? Non vi avevo di carecciato. Quando nascerà sarà tutto diverso. Intanto non dovremo tenere nulla nascosto da papà. No, prima o dopo io disegno. Una casetta tutta nostra. Anche un appartamento, ecco. Vedrai, già sogno l'arredamento della sua cameretta. Non immagini. Parecchi rosa. Parecchi rosa, capì? Ma non so se è rimasto femmina, no? Femmina, me la sento dentro. Non sono d'accordo, ma insomma, ecco, sì. E poi già me la immagino dondolarsi sull'altalena che le avrai costruito su e giù. Io c'è? Su e giù. Sì. Ecco, io, sì, non è che... Per costruire? No, non è che io lo sai giocare bene, no? Le smani, capisci tu? Mani no, ma qualcos'altro? Sì, niente, allora sta tranquilla, ecco. Continua a metà, però magari se tu metti di là, ecco, salto là. In piedi, ti ha detto vincerò il super enalotto e manderò quei paesi. Tu matte? Ma cosa ho fatto? Non so che lei viene a sapere, come se sapessi tutte parole, a dire a me, sicuro. Cioè potrebbe dire qualcosa a qualcuno? Qualcosa a qualcuno? Allora, come se sul gazzettino, sul messaggero, mettessi in prime pagine la nostra foto. Dove sta la foto? Allora niente, Dolores,
guerre mondiali, sui partigiani. Oh, mi ricordo della guerra, mi ricordo i tuoni di cagnone, mi ricordo lo aereo nel cielo. No, stai, tu non proprio così. Ma ne tagliamo, dai, Non possiamo continuare così. Non riesco a tenere tutto dentro. Bisognava stare più attenti allora. Ma non dicevi così quando ci rotolavamo sulle erbetta? Dine, nostra cronaca per me è semifacile. Si è concretizzato un attimo di felicità. Un momento di distrazione. Non sa cambiare le vite. Signori, fatta tra, la frittaglia è fatta. Non parlare così di tua figlia, sai? Ma dai, che noi poi mica non intendevi che a lui bene, a lui, insomma, che roba che veniva fuori, ma si aspettava di buon momento, ecco. E non ha chiesto lei di essere concepita? Tu? Hai presente l'ape che impollina i ferellini? Ma io veniva a fare le lezioni di sessologia infantile a me, quindi lavoriamo in ginecologia, E per quanto tempo volete continuare con questa storia di tenere nascosto tuo padre? Capito, ma come vogliamo sospettare? La mia malattia sentiamo. Dove sta di mano? Cosa potrebbe mai fare? Cosa potrebbe mai fare tuo padre? Che già di sicuro va all'inizio di Mario, tutte le vostre felicità. Sì, ma non potete tenerlo all'oscuro in eterno? Eterno no, ma insomma è un calme. Allora oggi potrebbe essere il giorno giusto. Ma io cosa c'è? Oh, buongiorno signor Danilo. Ma cosa ci fa qua lei? Parli chi se ti chiama a me? Tu invece ci fai tu di mio famiglia. Mi qua che non ho difficoltà da fare schiale, se? Do svolti sì, 10 ore. Guardi, me ne stavo proprio andando in questo momento. Brava. Se no ti vorrei mandare via io. Vado. Papà, ma percepate tu così che tu le frutte lì? Sì, buone frutte. Intanto ci matematica plene dal primo a passare. Me la discutavo. Papà, Sapessi, succede a me una roba da chiesa. Ma dovresti matto. sono che succede, dai. Puoi capitare, no? Io lei, quando è passato un po' di tempo dall'Immacolata Concezione, un po' non vedi più gli anni a Samenà, si ricordi di qualche lui anni. Ma basta un momento di distrazione e le battaglie fatte. Ma che carico come tuo nome disse? Era una gran donna. Proprio di chiappa su e là di là, per cose via, di qualche base, prima che ti capiare se ti butti fuori un papascone. Vado, perché mi stava sempre la corna del diavolo. Non capisci, faccio capire su che stupido. Cammini discorso, faccio che subito gli giri in macaco. Vabbè. Sì. Tu ciò, tu ti sei spiegato. Faccio che tu hai sclamato, per sapere la carriera su. Vabbè, li ho realizzati dal Cino, no? E tu clami sghine invece di me. No, mi dirai, io oggi ne delle. E la tua morosa? La memorosa non può. Perché la ritrovo di tu. Ma per l'amor di Dio, non hai nessuna intenzione di guardare. Anzi, non dovrei sentirà neanche tu. Perché? Se vuoi perché? E se tu ti smetterà che cadi in 7 mani quasi dall'esame all'aula, No, che non mi sei dismetteato, ma sei pronto per fare su tu. Tu sei sempre pronto, sempre preparato. Non hai mai bisogno di un ripasso, no? Già detto solo, ieri non dà mai lui per ascoltare, sempre con libri in mano. No, come con libri. Tu dovresti chiamare un po' che esempi miei, un po' di esempi, ci può che se li comportassi, capite? E non tanti macacari, sa chi ha. Non mi è grande, non mi è sta fare le robis.
Ma tu non has disminuito? Quello è diventato tu, quindi, caro papi, non sei tanto che ti sgorbi. Non è vista la questione. Tu sei anche intelligente, ma e a imparare come si comportarsi in tal modo. Non mi ero imparato, io invece. No, altro si imparate dietro. Facevo si dice, tutto sei più salvati, tutto che fa fase di tomare. Quando sei stupido, tutto mai come le nome dicono, molto, Facendo rivio vai a spiegarmi, facendo rivio vai a farmi capire. Forse vai davanti così le usare dopo passate, no? Ciao papà! Se vi abbiate di piace di capo di 20, si capisce perché salide. Ma sa me che in chi stai piace, anzi in chi scondomini, tu sei di nome tu a capito. Vabbè, casa, che te ne usate. Allora, che mustato? Dove sei stata? Ho stata in classe di Claudia, papà, e ho visto studiare matematica e quindi sono rinunciata. Brave, belle, brave. Tu sì che tu mi dai una soddisfazione. Tu non mi fai mai stare in pelle. Oh, insomma. Dai, non mi ha mica più tutta da dare. Papà. Belle. Papà, ti dici che non passare la sesta da Berlin? Sì. Fare imparare bene a tedesco. Ah. E ti devi dire che ho le sempre a dormire no, ecco. E invece? Invece papà, tu sai, le compagnie, le discoteche, si vede fu, una sera sì, una sera no. Forse anche di lui. Bella di dopo se tu sì che sta nelle scuole. Sì, papà, non è mai mangiato le lezioni, ma... E i voti, i risultati, sempre bene, sempre positivi. Bene, papà, bene. Papà, sei tu piccolo arrabbiata? No, non sono irrabbiato, ma parcetti i Natali sti robe, posso il tuo padre? Promettimi che la prossima volta tu mi amassi a contare. Tu, papà, tu. Boh, così va bene. Bene! Sei tornate? Ciao! Sai chi è? Hai tornato sì? Sì, Cosa mi ha contato? Mi ha contato e tu? Io c'è. E tu ci hai dite? Lui, Siamo un noi, mi hai contato tutto e tu noi, Sì, tu. Non ho fatto le robe da giuste. Ti sarei? Ma ci che è stato sbagliato, le chiedi di me di giusto. Hai capito, ma le prossime volte mi ha promettuto che viene subito di fatto. la prossima volta Mi pare di non solo, lo so, mi pare un po' piedi. ci storie, tu ti conti tutta la verità, ma papà e lui mi dice di imparare te, ma sei stati le rosate il mondo. Ma sta buono, Lucio, sta buono. Hai contato il pazzo delle discoteche, sparavi pure sei, amico c'è. E di Toffi, non gli ha nessun stato. Ma se tu sei quotidiano, mi disvedrose come un punino, mi mandi a vivere? Non sono sicuro, beh, sei al resto di piove. Sono quasi un anno, senza i casini. No, come tu. Conti di bene, che sta succedendo. Mi toglie parlare in queste chiase? Se non è che stai piano, che sto diventando matte. Ma no, Lucio, era che discutere in Germania, che pure femmine di Somalia sta morire e a rassistere. Anche che... Signor, mi parli di una situazione un po' più casinale. Incasinare, Lucio. Che chi? E io una catastrofe? Non puoi salsare qui di nessune bande. Per portare queste chiacce, quindi potrai butta vesti pari. Io non sai. Ma c'è molto a fare in che situazione qui. Bisognava stare più attenti con le Luiani, E Gunther, il Tomoros. Gunther, sta in Germania, che dici che se no ne sta a morire. Io di fare un piccolo ragionamento. Allora,
Gunther alle Germanie e si sbatte, non interessa. Gertrude, che è la madre di Gunther, che ha figliuolo troppo come ti lascia impastranare. Ja. Giusto? E non so più ce fai, non fai più ce fai, io ne devi prendere. Ma c'è fatto, ma non stava lì, tiri chi su, dai, su, con una soluzione, capito, dai, mo. Ma Lucia, non per lui aveva così. Meglio sarebbe figlia, e poi di tenere qui con me. Ma non più di tenere un quadrato, capisci? È dato alla voce. Un battito che si chiama. Gunther, non è facile per Gunther degli Germanie su WhatsApp, scriviti le robe. Allora che al punto si vuole in bene. Bisognava stare attenti. E ho detto anche di sposarsi, una volta finire scuola. Ma intanto che le mousse, cosa ti sberdeava tu, cara mia? In casa ma siete tutto. Sì, ma siete vanno, prima torni a fare l'Erasmus in Germania, dopo papà è stato ricoverato al culo. Tu sai, no? Gli hanno detto non fategli avere forti emozioni. Ecco. Allora, praticamente se vieni lì, se vieni con te tutta la verità, non vieni là con calma, se no che lì, stec te, io è muscolo però. Ja, Lucio! Io ti ho messo qui e poi via. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ma c'è un figlio del Sengiù! Ma sei targato? Ma pensa di essere male, cioè, cosa dovresti pensare? Vuole male. Ancora male. E allora? Papà, fallo io, devi contare. Du. Da lei? Eh? Da lei? Mi vengono le idee! Ma una idea bene! Se volessi tu escogitato, no? Lo facevi in maniera che Helmut, al bene in queste case senza contare tutta la verità da papà. Anzi, mamma così risponde, io non voglio contare lui ma così. Sta qui nel momento, ascoltami. In visina papà, che Helmut alle mie figlie. Oh signor! Ma no, che ti piace come pensi? Se dici che ieri sta le robe tue, che sei tuo figlio, abbiamo tutta la stima che fa a te, no? Se invece dici che alle mie figlie, non la roba la in place, no? Però insomma, finirà il music per un po' dopo in pace. Via l'idea, no? Così. Lucio, io ho il cuore. Ho il cuore, Ma c'è povero, come nel momento del coraggio, uno vi dirà raccontare tutta la mano, devi spiegare il luce come viene ascoltare, uscito vedrà la funzione lui, ok? Non sta preoccupando, andiamo a comprare le mani.